pochi giorni all'inizio del G20 dell'economia, tutta l'area attorno all'Arsenale si prepara a diventare zona rossa per 5 giorni, distribuzioni di pass per i residenti. Perché durante il G20 il Vaporetto non arriverà più all'ospedale civile di Venezia, la sospensione della fermata diventa oggetto di un'interrogazione in Consiglio Comunale. Avvio dell'anno scolastico, la Regione sta studiando di posticiparlo a fine settembre, la nuova data è attesa nelle prossime ore. Intanto si accelera sui tamponi annunciando l'accesso libero ai Covid Point. La richiesta di posticipare l'anno scolastico o quantomeno di introdurre la settimana corta è la richiesta che anche i sindaci del litorale veneto formuleranno al governo. Lutto nel mondo della cultura e dello spettacolo per la scomparsa di Raffaella Carrà. Il ricordo di Zaia nei giorni dell'Acqua Grande a Venezia scrisse un messaggio d'amore per la città ferita. Gli psicologi del San Camillo del Lido a supporto degli operatori sanitari del Covid Hospital Villa Salus di Mestre, un'iniziativa nata nel corso della pandemia che prosegue anche nel post-emergenza. 40 anni fa il ritrovamento del cadavere di Giuseppe Taliercio, dirigente del petrolchimico ucciso dalle Brigate Rosse dopo 46 giorni di sequestro. Oggi la commemorazione a Marghera. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ebbene, mancano ormai pochi giorni all'inizio del G20 dell'economia e tutta l'area intorno all'Arsenale si prepara a diventare zona rossa per 5 giorni. Un cancello provvisorio appena installato è pronto a sbarrare la strada verso il campo dell'Arsenale da Calle della Pegola. Un altro cancello divide il ramo secondo della Pegola dalla fondamenta degli Arsenalotti. Altrove, come sulla fondamenta dell'Arsenale e nei pressi di Campo San Martin, dei gazebo sono pronti a trasformarsi in altrettanti posti di blocco. Sono i segnali dell'imminente G20 dell'economia che blinderà l'area dell'Arsenale di Venezia dal 7 all'11 luglio. Off limits saranno non solo i 48 ettari degli antichi cantieri navali della Serenissima dove si svolgerà il summit internazionale, ma tutte le aree contermini del sestiere di Castello. 1 chilometro più a nord, all'altezza dell'imbarcadero della Celestia, galleggiano già le delimitazioni alla navigazione che interesseranno presto questo ampio tratto di laguna. A pochi metri dall'Arsenale, al Museo Storico Navale, vengono consegnati i lasciapassare ai residenti in zona rossa e a coloro che più in generale avranno il permesso di entrare e uscire dall'area del G20. Sono residente qua in Campo Arsenale. E con questo pass cosa potrà fare? Beh, posso uscire e entrare senza avere problemi. Ho capito. È stato difficile averlo? No, non è stato difficile. Sono passati dei carabinieri a avvisarci tutto e sono stati molto informativi. Poco distante, in via Garibaldi, tra le arterie più importanti del sestiere di Castello, vicinissima ai giardini in cui si svolge la Biennale di Architettura, ci si prepara all'appuntamento con la zona rossa. Oddio, non me ne parli perché hanno chiuso la città di più. Non c'è possibilità di vaporetti, di cose, uno magari con le barche siamo stati costretti chile a spostarci, però senza avere un posto dove mettere le barche, un casotto. Lei abita qui? Sì. Come si sta organizzando? Ma io sono presidente anche di una società remiera che dal 7 all'11 noi purtroppo saremo fermi. È arrivata qualche comunicazione ufficiale? Assolutamente no. E quindi come si comporta? Devo arrangiarmi, guardare le ordinanze e fare quello che dicono. Diciamo che è tutto un punto di domanda, non sappiamo niente, cioè non c'è stato detto ancora niente. Ma perché durante il G20 il Vaporetto non arriverà più all'ospedale civile di Venezia? La sospensione della fermata, che appare ancora lontana dall'inizio della zona rossa, è oggetto di un'interrogazione in Consiglio Comunale. Le limitazioni alla circolazione che blinderanno l'area dell'Arsenale di Venezia durante lo svolgimento del G20 di economia dal 7 all'11 luglio creeranno inevitabilmente piccoli e grandi problemi a chi abita, lavora o semplicemente deve arrivare o attraversare l'area interdetta. Ma si tratta sempre di disagi inevitabili? Il Vaporetto che porta all'ospedale, ad esempio, il cui pontile appare ancora distante da dove inizia la zona rossa, si fermerà prima all'imbarcadero di Fondamente 9. Fra l'ospedale e la zona rossa c'è tutta la zona di San Francesco della Vigna
e oggettivamente questa decisione del CTV ci sfugge. Ci sfugge la logica ed è per questo che ho presentato un'interrogazione chiedendo all'assessore competente se sindaco e assessore sono stati informati, se è stata avvallata questa decisione del CTV e se possibile di revocarla, perché saremmo ancora in tempo a far marcia indietro e a dire che chi parte da San Pietro di Castello o Sant'Elena può arrivare all'ospedale senza dover fare il giro del mondo in 80 giorni. Marco Gasparinetti ricorda come nell'ordinanza si parlasse di 3 fermate sospese: Celestia, Bacini e Arsenale. È assolutamente folle dal punto di vista degli anziani, dei disabili, delle persone a mobilità ridotta pensare ad esempio chi vive qui, San Pietro di Castello o Sant'Elena, dovrà già fare un giro lunghissimo passando da Murano per andare a Fondamenta 9. A Fondamenta 9 dovranno scendere e ci si dice che a partire da Fondamenta 9 ci sarà un servizio di navetta su imbarcazioni più piccole per portarli all'ospedale. Ma questa è follia pura ed è anche uno spreco di denaro pubblico. Più in generale il gruppo Terre Acqua ha anche chiesto un accesso agli atti di AVM, la holding che controlla CTV ed è controllata al 100% dal Comune di Venezia. Noi vorremmo sapere quanto ha speso finora AVM per il subaffidamento a società private di tutta una serie di servizi di navigazione e potremmo aggiungere anche appunto questo servizio ospedale per i prossimi giorni. Ed ora parliamo dell'avvio dell'anno scolastico, perché la Regione sta studiando di posticiparlo a fine settembre. La nuova data è attesa nelle prossime ore. Intanto si accelera sui tamponi annunciando l'accesso libero ai Covid Point. Il punto stampa di oggi del Presidente Zaia. Abbiamo fatto una delibera aperta, adesso sto vedendo assieme all'assessore Donazzan, di identificare in giornata una data, diciamo, che potrebbe essere utile. Ho già un'idea in mente, ma non ve l'annuncio perché poi non vorrei scombinare tutti i piani di tutte le famiglie. Di certo che va verso fine settembre e non verso l'inizio di settembre. L'annuncio è arrivato quasi a sorpresa da Marghera e subito ha catalizzato l'attenzione di studenti, mondo della scuola e famiglie. Da anni si discute di posticipare l'avvio dell'anno scolastico, stavolta la strada sembra tracciata e segue di poche ore l'appello lanciato dai sindaci dei comuni del litorale veneto anche per dare ossigeno a una stagione turistica partita in ritardo. Questo non significa, chiarisce subito Zaia, che le scuole saranno chiuse. Ricordo alle mamme che adesso magari si alzano in piedi, sono preoccupate, voce, cosa facciamo, i figli eccetera, che a livello scolastico regionale, ringrazio anche la dottoressa Palumbo, è stata prevista la possibilità di entrare, proprio perché comunque abbiamo alle spalle un anno di DAD, più di un anno di DAD, di frequentare gli istituti, percorsi di recupero, attività eccetera, quindi le scuole sono comunque aperte. Ma per una ripartenza effettiva dalla scuola al turismo serve accelerare sulle vaccinazioni. Non è solo una questione di disponibilità di vaccino, ma soprattutto di atteggiamenti. C'è un nuovo fenomeno, che molti cittadini hanno deciso di vaccinarsi, ma anche hanno deciso di procrastinare la vaccinazione all'autunno. Fenomeno che, ribadisce Zaia, non ha nessun fondamento scientifico, anche perché la copertura vaccinale effettiva si ha solo dopo 2 settimane dall'inoculazione della seconda dose. Altro fronte, quello della prevenzione tramite contact tracing, leggi tamponi. Attualmente se ne fanno 20.000 al giorno, ma l'obiettivo della Regione è farne 30.000 per tenere a bada le varianti, da qui la possibilità di rivolgersi ai Covid Point in forma libera. Sto facendo appello ai cittadini, da domani possono tranquillamente andare in uno dei Covid Point con accesso diretto, senza ricette, senza niente, semplicemente per, come si può dire, a rispondere a una chiamata di popolo, perché noi abbiamo necessità di monitorare il grado di circolazione del virus. Restano poi le resistenze di sempre, con alcune punte di fantascienza, come chi crede che nel tampone ci sia un microchip. Qui la leggenda diventa cronaca. Vi posso garantire che, io ve lo dico, siamo in estate per una battuta, vi posso garantire che non abbiamo avuto rifiuti al tampone per questo motivo. Anche a scuola, sì, col microchip da parte dei genitori. E proprio alla scuola è dedicato il nostro sondaggio di questa sera. Inizio anno scolastico a fine settembre, è giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo al numero che vedete sulla barra di colore verde. Se la risposta invece per voi è no, fate uno squillo al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore rosso. Poi come ogni lunedì il risultato del nostro sondaggio andrà in onda
onda nel corso della puntata di Ring, appunto, di questa sera. E proprio la richiesta di posticipare l'anno scolastico o quantomeno di introdurre la settimana corta è stata avanzata dai sindaci del litorale veneto, che la formuleranno al governo. Che le gite non le hanno fatte, non hanno potuto sperimentare delle situazioni che di solito nell'arco dell'anno scolastico possono fare. Hanno effettivamente avuto la DAD, quindi la socialità ne ha risentita molto. Allora io dico, teniamo presente che settembre-ottobre potrebbe essere il periodo buono per fare degli esperimenti importanti, magari appunto, ripeto, la settimana corta, che questo aiuterebbe sia il turismo ma anche i ragazzi a riprendere una socialità e delle esperienze di viaggio, di turismo. Sono questi i motivi che i sindaci del litorale veneto, da Bibbione a Rosolina, hanno messo nero su bianco in una lettera che nelle prossime ore sarà inviata tra gli altri al ministro del turismo Garavaglia. Incassato l'appoggio della regione, l'intenzione è quella di arrivare ad un modello sostenibile per famiglie e imprese, anche con l'istituzione di settimane corte. Il tema è delicato da maneggiare con cura e lo sa bene Massimiliano Schiavon, presidente degli albergatori veneti, che risponde da imprenditore e da genitore. Da imprenditore mi sentirei di rispondere certamente, se fosse possibile, sarebbe una soluzione ben accettata dalle imprese. In questi casi bisogna anche tenere conto di quelle che sono le esigenze del calendario scolastico e anche le esigenze delle famiglie che riprenderanno il lavoro, e evidentemente per coloro che avranno l'opportunità di andare in ferie si troveranno a dover gestire queste cose. Quindi le rispondo anche da genitore, non solo da albergatore. Raffaella Carraccia Lasciati, il volto e l'icona della TV italiana, se n'è andata oggi a 78 anni. Ricordo il suo atto d'amore per Venezia, colpita a novembre 2019 dall'acqua granda. Commenta così il governatore Zaia in un post su Facebook la morte di Raffaella Carrà, spentasi oggi a 78 anni. Per anni, continua Zaia, è entrata nelle case degli italiani, nelle nostre case, quando ancora la TV aveva il tubo catodico, e ha continuato a farlo con maestria fino a qualche anno fa. Una figura poliedrica che sapeva passare dalla recitazione al canto, alla conduzione, senza sbavature, con una spontaneità che nascondeva una pignola preparazione, ottenendo il riconoscimento di grande artista anche oltreoceano. In quei giorni terribili per Venezia, la Carrà scrisse: la nostra Italia è sotto un maltempo mai così violento. Volevo dare un abbraccio a tutte le città colpite fra frane e piogge, però soprattutto dire una piccola cosa: un abbraccio a Venezia, e cerchiamo tutti, come farò anche io, scrisse Raffaella Carrà, di collaborare concretamente perché questa città possa risorgere. Gli psicologi dell'ospedale San Camillo del Lido, a supporto degli operatori sanitari del Covid Hospital Villa Salus di Mestre, un'iniziativa nata nel corso della pandemia che prosegue anche nel post-emergenza. Nel coronavirus c'è una fase di emergenza ma anche di post-emergenza. Il reparto Covid all'ospedale Villa Salus di Mestre è stato chiuso, ma resta attivo lo sportello che gli psicologi del San Camillo hanno aperto per offrire un supporto ai colleghi medici, infermieri e operatori sanitari che sono stati in prima linea in questi mesi difficili. Gli psicologi hanno effettuato una specifica formazione e si sono messi così a disposizione con alcune ore di presenza nella struttura. Mi occupo dello sportello di ascolto creato all'interno del progetto di supporto psicologico rivolto agli operatori sanitari, con lo scopo di fornire un aiuto per la gestione dello stress e delle difficoltà emotive legate alla pandemia del Covid-19. Una in particolare è quella legata alla continua necessità di cambiare procedure e organizzazione per far fronte alle esigenze che si vengono a porre di volta in volta negli ospedali. È per questo motivo che il personale fatto da psicologhe e psicologi dell'IRCS San Camillo di Venezia e dell'ospedale Villa Salus di Mestre hanno deciso in maniera spontanea di organizzare un servizio di supporto che è rivolto al personale sanitario di queste stesse strutture, che è particolarmente colpito da questa situazione e da questi stress. Rivolto a persone che hanno vissuto un lungo periodo di un'emergenza costante nell'impossibilità a staccare, l'obiettivo dell'iniziativa è di individuare Obiettivo dell'iniziativa è individuare i fattori di rischio, intercettando i casi di maggiore vulnerabilità, e intervenire in ottica preventiva promuovendo la riduzione dello stress, con la possibilità di prendere appuntamento di persona o anche attraverso delle videochiamate.
E c'è una nota proprio di questi minuti da parte della Regione, del Governatore Zaia, per quanto riguarda la questione dell'inizio dell'anno scolastico. Non è ancora stata comunicata la data definitiva, proprio perché si tratta di una questione estremamente complessa che riguarda decine di migliaia di persone, di famiglie, di lavoratori. Se ne sta appunto discutendo con l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzane e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. Prossimo aggiornamento alle 20:20. Intanto proseguiamo con le notizie da Venezia, perché nella giornata di oggi ricorre il 40° anniversario dell'omicidio di Giuseppe Taliercio, commemorazione stamane a Marghera. Si è svolta a un centinaio di metri dal petrolchimico di Porto Marghera, a 40 anni dal suo omicidio, la cerimonia di commemorazione in onore di Giuseppe Taliercio, dirigente dello stabilimento petrolchimico della Mount Edison, ucciso dalle Brigate Rosse il 5 luglio 1981 dopo 46 giorni di prigionia. L'ingegnere fu ritrovato in questo posto, dove oggi vi è un cippo in sua memoria, nel bagagliaio di una Fiat 128 azzurra con il corpo crivellato da 17 colpi. Il figlio di Taliercio, Cesare, arrivato con sua figlia Laura, ha voluto rivolgere un pensiero ai giovani. Spero che ricordare quei fatti spinga i giovani di oggi a informarsi e a capire cosa sia stata l'Italia di quegli anni e a prendere coscienza che i valori di democrazia, convivenza civile non devono essere mai dati per scontati, ma sempre difesi. Auspico che i giovani meno coinvolti emotivamente e ideologicamente si informino e magari alcuni di loro studino a livello accademico quel periodo storico per cercare di creare quegli anticorpi necessari ad evitare che eventi tragici come quello che è capitato alla mia famiglia possano verificarsi ancora. Alla cerimonia sono intervenute le istituzioni regionali e locali, oltre ad alcuni rappresentanti del gruppo della San Vincenzo del petrolchimico, di cui Taliercio fu presidente. L'ingegner Taliercio fu la terza vittima per mano del terrorismo rosso nella città veneta, dopo Sergio Gori e Alfredo Albanese. Perché il nostro impegno dell'istituzione è quello di ricordare e fare in modo che le nostre generazioni sappiano quello che è successo. 40 anni dunque sono passati dall'omicidio di Taliercio e vediamo quindi le immagini di quelle giornate dall'archivio storico di Antenna 3. Quando alle 13:15 del 20 maggio 1981 suona il campanello di casa Taliercio a Mestre, nessuno immagina che degli uomini in divisa della Guardia di Finanza stiano per portare a compimento il rapimento dell'ingegner Giuseppe Taliercio. A guidare il comando brigatista è Antonio Savasta. Il figlio Cesare in questa intervista ricorda quei terribili momenti. Io mi ricordo quando sono entrati e il sorriso che ha fatto mio padre quando ha stretto la mano al finanziere. Quello lì proprio mi è rimasto impresso e penso che non me lo leverò mai dalla testa. La prigione per l'ingegnere sarà per 46 giorni una villetta a Tarcento, in provincia di Udine. Durante la prigionia sono numerosi gli appelli, i comunicati e le manifestazioni che invocano la liberazione dell'ostaggio. Anche la moglie Gabriella tentò di convincere i brigatisti. Mi rivolgo a voi. E l'ansia e il dolore che vedete dipinti sul mio volto non hanno ceduto alla forza che ho dentro di continuare a chiedervi con insistenza: non arrivate ad uccidere, non ha senso. L'uccisione del prigioniero fu però stabilita fin dall'inizio. Durante la sua prigionia le Brigate Rosse non chiesero mai esplicitamente una contropartita per la sua liberazione. Alle BR però non vennero fatte offerte e solamente 20 anni dopo un dirigente della Mount Edison affermerà che l'allora presidente Cimberni aveva dato carta bianca in caso servisse denaro per la liberazione di Taliercio. Fu Savasta a prendersi l'incarico di premere il grilletto. Il cadavere venne fatto ritrovare nelle vicinanze della Mount Edison, rinchiuso nel bagagliaio di una Fiat 128 azzurra con il corpo crivellato da 17 colpi, perché ritenevano Taliercio responsabile delle morti sul lavoro verificatesi nel corso del suo operato come direttore generale dello stabilimento. I risultati dell'autopsia rivelarono che Taliercio non aveva mangiato negli ultimi 5 giorni e che aveva un incisivo rotto alla radice.
verosimilmente a causa di maltrattamenti durante la prigionia. Negli anni di piombo la situazione di conflittualità a Porto Marghera era molto elevata. Il 29 gennaio 1980 era stato ucciso Sergio Gori, vice direttore dello stabilimento, e pochi mesi dopo, il 12 maggio, venne assassinato il commissario Alfredo Albanese, che seguiva le indagini dell'omicidio Gori. La morte di Tagliercio segnò la fine della colonna veneta delle Brigate Rosse e di quel duro e triste conflitto. Uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera dalle 21:15 torna Ring, ospiti di Nicola Zanetti, il senatore Alex Bazzaro della Lega, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, poi Lucrezia Favero di Fratelli d'Italia e Stefano Pelloni del Partito Democratico. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Bentrovati al meteo. Nuova rimonta dell'anticiclone africano che torna ad essere protagonista sul nostro territorio con sole e tanto caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 luglio. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione buona ed in effetti sarà una bella giornata di sole. Il cielo si presenterà sereno, salvo per qualche temporaneo annuvolamento, più che altro in montagna, ma del tutto innocuo. Uno sguardo anche alle temperature che saranno in aumento, minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui ampio soleggiamento, cielo terso e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, massime sui 29-32 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, anche qui tanto sole e nessuna pioggia in giornata. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 33 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.